Quasi 23.000 le persone guarite in Italia, da Taranto la storia di un uomo che ha sconfitto il virus all'uscita dall'ospedale, l'applauso dei medici che lo hanno curato. L'inviato Giacinto Pinto. Papà, aspetto papà e finalmente dopo quasi un mese me lo posso portare a casa. Per Francesca oggi è una bella giornata, suo padre è guarito. Questa è la lettera di dimissione, qui ci sono tutte le indicazioni che deve fare nelle prossime 2 settimane. Nessun problema di salute per il signor Francesco fino a un mese fa, quando in Calabria, nella ditta di pale eoliche dove lavora, sarebbe avvenuto il contagio. Quando sono stato dichiarato positivo ci sono rimasto molto male, non lo credevo. Lui è l'8° paziente dimesso dall'ospedale oncologico Moscati di Taranto, trasformato in una struttura dedicata completamente ai malati di Covid. Questa è una malattia strana, pazienti che un giorno li vedi che stanno molto male, diciamo quasi per miracolo, li vedi che cominciano a migliorare. Vi dico solo un grande grazie. Noi l'accettiamo, però per noi la più grande soddisfazione è vedere il paziente uscire guarito. Cosa si sente di dire agli altri malati? Solo di avere calma ma molta forza interna. Papà? Sì. E quando un paziente guarito esce da qui, la soddisfazione di medici e infermieri si trasforma in una piccola festa. Il 6 aprile 2009